La 22ª galleria è dedicata a Breganze. È una galleria piuttosto corta, vedete 8 metri, la si imbocca qui e l'uscita la si vede nell'immagine già qui. Eccolo qua. Dunque noi non sappiamo Picone, quando dedicò questa galleria a Breganze, cosa avesse esattamente in mente. Ci sono due ipotesi. Breganze potrebbe riferirsi alla cittadina vicentina, che si trova a metà strada tra Bassano del Grappa e Thiene, più verso Thiene a dire il vero. E questo perché uno degli ufficiali della 33esima compagnia, che era Gino Scaroni, proveniva proprio da lì, da Breganze. E noi sappiamo che spesso e volentieri le gallerie assumono il nome di qualche città a seconda dei luoghi di provenienza di qualche ufficiale, di qualche soldato che operava in questi luoghi e facilmente nella 33esima compagnia. Questa potrebbe essere un'ipotesi. Un'altra ipotesi è che Breganze invece faccia riferimento al colonnello Giovanni Breganze, e questo avrebbe senso se pensassimo alla linea di continuità che c'è tra le dediche delle gallerie, perché la 19ª galleria era dedicata, se ricordate, al re Vittorio Emanuele III, la 20ª al suo sottoposto Cadorna, la 21ª al sottoposto di Cadorna, che era il suo vice Carlo Porro, la 22ª potrebbe essere dedicata al colonnello Giovanni Breganze, che rispetto a questi nomi che vi ho citato era diciamo l'ultima ruota del carro, ma che in realtà aveva tutto un suo ruolo importante da svolgere, perché il colonnello Giovanni Breganze era inquadrato all'interno del Comando Supremo, ovvero di quell'organismo militare che dettava le direttive per tutto l'esercito, dove c'erano Cadorna e tutti i suoi sottoposti. Ecco, Breganze nel Comando Supremo era, oltre diciamo, a fungere il ruolo di verbalista, ma era l'addetto alla gestione dei rapporti con gli alleati. Per cui tutte quelle volte che venivano convocate delle conferenze o dei convegni interalleati a cui partecipavano i più alti rappresentanti militari dell'esercito italiano, dell'esercito francese, inglese, russo, poi anche gli americani, ecco, a partecipare da parte italiana in genere erano Breganze e Porro. E in quelle occasioni Breganze era anche solito tenere un diario personale in cui annotava alcuni aneddoti, alcune impressioni, alcune riflessioni che poi aiutano gli storici a gettare maggior luce sui procedimenti decisionali che prendevano forma all'interno di quei grandi consessi internazionali, che appunto dovevano fare il punto della situazione, dovevano definire eventualmente nuove strategie, nuove coordinazioni, nuove tempistiche, in modo tale da tenere sotto pressione gli avversari e sperare naturalmente prima o poi di vincere la guerra. Ecco, il colonnello Breganze poi sarà anche operativo sul campo, col grado di generale, nell'estate del 1918 durante la battaglia del Solstizio. Attraversiamo la 22ª galleria e ci affacciamo all'entrata della 23ª, che è questa qui che vedete sull'immagine. Zoomiamo, eccola qui. Vedete che la 23ª galleria è dedicata al generalissimo Luigi Cappello. Generalissimo perché è uno dei generali più famosi, più noti e più popolari della Prima Guerra Mondiale in ambito italiano. Lui era piemontese, di umili origini, dotato però di un carattere forte, di una personalità magnetica, carismatica, riesce a scalare velocemente la gerarchia sociale e a fare carriera nell'esercito. Quando l'Italia entra in guerra, nel 1915, Cappello aveva 56 anni, per cui era già un ufficiale esperto, aveva già guidato una brigata durante la guerra italo-turca nel 1911, quando gli italiani conquistarono e occuparono la Libia, che poi qualcuno definirà uno scatolone di sabbia, no? Con quell'occasione Cappello era un generale di brigata, però non era tra i primissimi generali, era uno dei tanti generali, per carità, dell'esercito italiano, ma non in prima linea, insomma, non fra i più importanti. E invece sarà proprio la Prima Guerra Mondiale che gli darà l'occasione per ottenere grande popolarità e visibilità. E in particolar modo la sesta battaglia dell'Isonzo.
La sesta battaglia dell'Isonzo viene pianificata da Cadorna come diciamo, reazione alla Strafeg spedizione. Nel maggio del 1916, lo avevamo già visto, gli austro-ungarici tentano di sfondare sull'altopiano d'Asiago, falliscono e nel tentativo di sfondare sottrassero molti uomini e molti mezzi al fronte isontino, e quindi questo fronte qui che stiamo vedendo nella mappa, e pertanto Cadorna pensò di non lasciare al nemico il tempo di riorganizzare le proprie difese e di attaccarlo immediatamente sull'Isonzo, mentre ancora si stava leccando le ferite per il fallimento della Strafeg spedizione. E quindi la pianificazione della sesta battaglia sull'Isonzo, ce ne saranno 12 in tutto, no? Questa è la sesta che si consuma nella prima metà di agosto del 1916. Vedete che al fronte la situazione era questa. In blu vedete il fiume Isonzo e tratteggiato in rosso la linea del fronte. Vedete che per molti chilometri gli austro-ungarici si erano assestati sulla riva destra dell'Isonzo. Fatta eccezione per il basso Isonzo, zona di Monfalcone, perché in questa zona fin da subito gli italiani riuscirono ad oltrepassare il fiume e a occupare Monfalcone senza sostanzialmente colpo ferire, perché gli austro-ungarici si ritirarono su una linea retrostante più facilmente difendibile, occupando per esempio tutte queste alture qui, che si ergono a est di Monfalcone, dove imbastirono una linea impenetrabile, perché se gli italiani avessero sfondato Duino e ottenuto il controllo delle alture circostanti, si sarebbero facilmente aperti la strada per il litorale adriatico e quindi sarebbero giunti anche con una certa facilità a Trieste. Ecco, la sesta battaglia dell'Isonzo cosa prevedeva? Innanzitutto era affidata alla terza armata, quella comandata dal duca d'Aosta. Il piano di battaglia era il seguente, vedete c'era un corpo d'armata, il settimo, che avrebbe dovuto dare battaglia a Monfalcone e dintorni, soprattutto nella speranza di prendere le alture che si ergevano ad est. Altri due corpi d'armata, che sono, lo vedete sulla cartina, il 13° e l'11°, avrebbero dovuto dar battaglia nella zona del Carso centrale, con particolare riferimento a queste alture che vedete, quelle di San Michele e di San Martino, perché le alture sono sempre punti strategici da occupare, e in ultima analisi un sesto corpo d'armata, quello proprio comandato dal generale Capello, avrebbe dovuto prendere Gorizia e il Monte Sabotino. Il corpo d'armata che aveva il compito più delicato da svolgere era proprio quello del generale Capello, perché gli altri corpi d'armata fondamentalmente erano funzionali a quello del generale Capello. La seconda armata, che invece era stanziata più a nord rispetto a questi corpi d'armata che vedete nella cartina, doveva semplicemente fungere d'appoggio attraverso il tiro di artiglieria, cercando di tenere impegnati i nemici nelle proprie postazioni. Era necessario per il generale Capello occupare Gorizia e al tempo stesso il Monte Sabotino, che è questa altura che si erge a nord di Gorizia, dalla quale le artiglierie nemiche potevano tenere sotto scacco la città. E sarebbe stato davvero difficile tenere la città di Gorizia senza ottenere anche il controllo simultaneamente del Monte Sabotino, per cui i due obiettivi andavano insieme, bisognava prendere l'una e l'altra. Naturalmente non era facile perché si trattava di oltrepassare l'Isonzo anzi prima sfondare, vedete, le linee nemiche, questa qui, poi oltrepassare l'Isonzo e prendere la città di Gorizia. La battaglia andò bene perché gli italiani riuscirono a sfondare, gli austriaci si ritirarono e gli italiani a un certo punto pensavano di procedere ben oltre la città di Gorizia, pensando che oltre la città di Gorizia ci fossero solo, come dire, delle scalcinate retrovie nemiche. Invece no, si accorsero a loro spese purtroppo che le retrovie erano postazioni estremamente fortificate e pertanto non le si poteva sfondare con azioni improvvisate. C'era bisogno di una preparazione molto maggiore per poter procedere oltre. E tuttavia la città di Gorizia venne presa. Venne preso anche il Monte Sabotino e questa forse fu l'azione più importante e più qualificante perché si usò, come dire,
si usò l'intelligenza più che la forza bruta, se vogliamo dirla così. A gestire quella parte del fronte era il generale Badoglio, che poi ovviamente farà carriera anche grazie a questa battaglia all'interno dell'esercito e poi anche carriera politica, no? Nel ventennio fascista, con poi tutte le questioni controverse che qui non apriamo. Però Badoglio effettivamente utilizzò una strategia vincente. Accantonò la strategia di Cadorna, quella basata sulla spallata, la strategia basata sull'attacco a tutti i costi, ad oltranza, che prima o poi avrebbe preso per sfinimento il nemico. Una strategia che aveva prodotto fino a quel momento decine e decine di migliaia di morti, falciati dalle mitragliatrici nemiche, e che non era assolutamente efficace, non si andava da nessuna parte. Viceversa, Badoglio pensò nelle settimane, anzi anche nei mesi precedenti, di scavare tutta una serie di fitte gallerie nel Monte Sabotino, a partire da un lato invisibile agli osservatori nemici, per poter giungere il più vicino possibile alle postazioni nemiche. In questo modo, al momento opportuno, i fanti italiani avrebbero potuto balzare fuori dalle proprie postazioni, cogliere di sorpresa i nemici e averne facilmente ragione, magari catturandone anche in gran numero. Ed effettivamente le cose andarono così, perché la battaglia sul Monte Sabotino cominciò, come spesso accadeva, con un fitto tiro d'artiglieria, che obbligò gli austro-ungarici a trovare rifugio nelle gallerie e nei ricoveri. E come terminò il tiro d'artiglieria, i fanti italiani saltarono fuori dalle gallerie che avevano costruito e colsero di sorpresa i nemici, ancora intenti a riprendersi nei loro ricoveri, e ne catturarono moltissimi. E di lì a poco riuscirono anche a prendere la cima del Monte Sabotino, per cui obiettivo centrato: Gorizia presa, Monte Sabotino preso. Complessivamente gli italiani utilizzarono 200 battaglioni, gli austro-ungarici si difesero con 80 battaglioni. Il rapporto era quindi di 3-1, che è un rapporto corretto secondo gli esperti militari, perché chi attacca deve premunirsi di avere quantomeno il triplo degli uomini rispetto a chi difende, altrimenti esperienza vuole che gli attacchi facilmente falliscano. Ecco, questa sesta battaglia dell'Isonzo fu la battaglia che consentì agli italiani di prendere Gorizia, e fu forse la battaglia dove l'esercito italiano ottenne di più su quel fronte, perché nelle altre battaglie dell'Isonzo gli italiani alla fine dei conti ottennero piuttosto poco. Questo invece era un obiettivo che poteva essere, come dire, poteva essere esaltato e sbandierato anche, no, nella stampa nazionale come un primo passo per la via verso Trieste. E quindi grande gloria per Capello e grande gloria anche per il suo sottoposto Badoglio. Capello, diciamo così, è sul trampolino di lancio, comincia ad avere popolarità e comincia ad ottenere incarichi sempre più prestigiosi. Di lì a poco viene trasferito, vedete sulla cartina, dal fronte carsico, prima eravamo qui, a Gorizia, al Pasubio, perché gli viene dato il comando del quinto corpo d'armata, quello che aveva sede il quartier generale a Schio, che si trova qui, che è il corpo d'armata da cui dipendeva anche la difesa del Pasubio. Ed è per questo che Picone gli dedica una galleria nelle 52 gallerie. Quando Capello giunge sul Pasubio, la situazione era già abbastanza cristallizzata. C'era già un dente italiano presidiata dai soldati italiani, c'era già un dente austriaco fortemente controllato dal nemico, e c'era già il fronte che correva, no, tra i due speroni rocciosi. Capello rimane poco qui, rimane 4 mesi a capo del quinto corpo d'armata, tra il dicembre del 1916 e il marzo del 1917. Quindi un periodo anche piuttosto tranquillo, perché era inverno, e d'inverno a quelle altezze, 2000 metri, non si combatteva, c'erano metri e metri di neve, per cui entrambi gli eserciti erano preoccupati più che altro a sistemare le postazioni difensive, ad arroccarsi piuttosto che a scatenare battaglie che non avrebbero portato a nulla. Per cui anche lo stesso Capello si preoccupò più che altro dell'aspetto logistico,
e non di pianificare grandi battaglie offensive. Ecco, ad ogni modo, di lì a poco ottenne quella promozione che comportò il suo grande salto di carriera, perché Cadorna gli affidò il comando della seconda armata e non a caso il generale Capello, comandante della seconda armata, e il duca d'Aosta, generale della terza armata, furono i protagonisti dell'11ª battaglia sull'Isonzo. Questa battaglia venne pianificata da Cadorna perché il contesto militare internazionale gli suggeriva giustamente di farlo. Ormai era pressoché scontato che l'esercito russo sarebbe collassato. I tedeschi continuavano ad avanzare, in realtà i tedeschi continuarono ad avanzare sul fronte russo dall'inizio della guerra, ma nel febbraio del 17 c'era anche stata la rivoluzione di Pietrogrado, e questo aveva comportato uno sconquasso politico e militare che ormai lasciava facilmente presagire l'imminente collasso dell'esercito russo. E questo cosa importava agli italiani? Importava e come, perché se fosse crollato il fronte russo, i tedeschi avrebbero potuto disimpegnare molte divisioni là collocate e avrebbero potuto indirizzarle in altri luoghi del fronte. Per esempio, avrebbero potuto prestare delle divisioni all'alleato austro-ungarico per scatenare una grande offensiva sull'Isonzo e sfondare una buona volta le linee italiane. E poi è quello che verrà a Caporetto, tra parentesi. Siccome questo pericolo era nell'aria ed era reale, Cadorna pensò di pianificare un'undicesima battaglia sull'Isonzo, non tanto con lo scopo di sfondare e penetrare ad oltranza oltre le linee nemiche, ma piuttosto con lo scopo di, sì, sfondare in alcuni punti le linee nemiche, ma per poter occupare quelle posizioni che sarebbero state più facilmente difendibili in caso di questa grande offensiva austro-tedesca che andava profilandosi all'orizzonte. Lo scopo era offensivo, ma in ottica di potersi meglio difendere in futuro. Ecco. E il piano di battaglia era il seguente. Alla terza armata, quella comandata dal duca d'Aosta, veniva affidato il fronte che andava dal mare Adriatico al Carso centrale, lo vedete qui nella mappa, no? E quindi il duca d'Aosta avrebbe dovuto sfondare più o meno nella zona di Monfalcone, prendere il monte Armada, prendere il monte Trsteli, se pronuncio bene, e quindi occupare tutto l'altopiano di Comeno, che è questo qui. Una zona, ripeto, più facilmente difendibile da un lato, ma anche una zona che sarebbe stata un'ottima testa di ponte per poter proseguire la marcia verso Trieste. Alla seconda armata del generale Capello, invece, erano affidati altri obiettivi. Allora, in primo luogo, lo vedete sulla mappa, un contingente di alpini avrebbe dovuto attraversare l'Isonzo, sfondare le linee nemiche, penetrare e prendere possesso dell'altura dei Lom, che è questa qui che sto indicando adesso col mouse. Un'altura particolarmente importante, soprattutto a detta di Capello, perché si ergeva proprio sul punto di confluenza tra un piccolo torrente, che è questo qui, l'Idra, nell'Isonzo, eccolo qui. Per cui un punto strategicamente importante perché si riusciva a dominare non solo la confluenza tra i due corsi d'acqua, ma anche tutte le alture circostanti, le alture presso Tolmino, che sia in caso d'attacco sia in caso di difesa era meglio tenere controllate perché erano un punto nevralgico delle comunicazioni. Cadorna non la vedeva esattamente così, lui lo snobbava l'altopiano dei Lom, ne avrebbe fatto anche a meno, si sarebbe concentrato più a sud. Però concesse a Capello di introdurre nel piano offensivo anche l'occupazione dell'altopiano dei Lom, probabilmente più per motivi personali, perché tra Cadorna e Capello non correva buon sangue, c'erano state delle tensioni, delle frizioni, erano due prime donne. Evidentemente Cadorna dovette pensare di non volle urtare oltremodo la suscettibilità del suo sottoposto, diciamo, e concesse a Capello di utilizzare una parte dei propri uomini nel tentativo di prendere l'altopiano dei Lom.
E comunque, ripeto, quell'altopiano non aveva tutti i torti, Capello effettivamente si trova proprio in una zona nevralgica, un crocevia delle comunicazioni, e sarebbe stato meglio presidiarlo. A Cadorna interessava molto di più invece l'altopiano della Bain-Sizza, che è questo che vedete qui, per cui anche qui alcuni contingenti italiani avrebbero dovuto oltrepassare l'Isonzo e sfondare le linee nemiche, inerpicarsi per l'altopiano e occupare tutto l'altopiano della Bain-Sizza, fino al vallone di Chiapovano, che sarebbe questo qui. Vedete che è proprio un grande vallone che non è possibile attraversare, perché dall'altra parte ovviamente c'erano delle linee fortificate. Per cui l'idea era prendere l'altopiano della Bain-Sizza fino al vallone, poi convergere con le truppe verso sud, quindi verso questa zona qui, e qui dare l'assalto a due cime contesissime, il Monte San Gabriele e il Monte San Daniele, cercando per quanto possibile di prenderle da più fronti, e quindi da nord con le truppe che nel frattempo avevano preso l'altopiano della Bain-Sizza, e a sud con un ulteriore attacco da Gorizia. Contingenti italiani partendo da Gorizia avrebbero dovuto occupare il Monte San Marco, che era un'altura che si ergeva a est di Gorizia e che, come dire, creava non pochi problemi per il controllo della città, e poi soprattutto, ripeto, convergere con le truppe provenienti da nord per prendere il Monte San Gabriele e San Daniele. Espugnate queste due roccaforti, sono delle cime contesissime, soprattutto il Monte San Gabriele si è combattuto tantissimo, gli austriaci sapevano che era fondamentale mantenere quel punto e si difesero con le unghie e con i denti. Il piano di Cadorna prevedeva che presi quei due monti lì, e gli italiani avrebbero dovuto procedere e occupare l'altopiano di Tarnova, che è questo. E qui avrebbero anche dovuto fermarsi, perché complessivamente avrebbero potuto arroccarsi su posizioni alquanto difendibili, e quindi sarebbe stato difficile per gli austro-ungarici e i loro alleati tedeschi a quel punto lì poter sfondare gli italiani su quelle nuove posizioni. Le forze schierate in campo sono impressionanti, 900 battaglioni italiani, quindi i 2/3 dell'esercito italiano schierati in circa 70 km di fronte, dall'Alto Isonzo fino al mare. Era un piano affidato più, come dire, alla preponderante presenza delle truppe piuttosto che rispetto alla capacità difensiva del nemico, piuttosto che a elaboratissimi e raffinatissimi piani di battaglia, cioè era un'offensiva basata più sulla quantità che non sulla qualità della strategia. E lo stesso Capello disse: dove sfondo lancerò il travolgente torrente dell'umanità. Ecco, una retorica tipica di quel tempo, ma che dice bene, insomma, l'affidamento che facevano gli alti generali italiani più sull'aspetto quantitativo dell'offensiva che non, ripeto, su quello strategico qualitativo. Ad ogni modo, per riuscire nell'impresa bisognava innanzitutto attraversare l'Isonzo, e non era affatto facile, perché l'Isonzo è un fiume che presenta delle sponde piuttosto alte e scoscese. Vedete qui nell'immagine, siamo più o meno all'altezza di Caporetto, quello che vedete è l'Isonzo, tra l'altro un fiume anche molto bello da un punto di vista naturalistico, ma che da un punto di vista strategico presenta questa enorme difficoltà. Vedete, spesso e volentieri ci sono queste sponde che è praticamente impossibile attraversare se non gettando dei ponti. Vedete, questa è un'altra immagine, c'è lo stesso terreno piuttosto irregolare, roccioso, ed era difficile perché la sponda sinistra dell'Isonzo ovviamente era presidiata dal nemico, o comunque era osservata dal nemico, che aveva piazzato uomini, aveva piazzato pezzi di artiglieria, per cui il primo problema era riuscire a attraversare il fiume. E gli italiani ci riuscirono, innanzitutto innalzando una diga all'altezza di Caporetto, in modo tale da far abbassare il livello delle acque del fiume e renderne più facile la traversata a valle. E poi, più a valle, in quei punti in cui si era stabilito che gli italiani avrebbero dovuto attraversare il fiume, vennero creati dei centri logistici
altamente efficienti, e non era scontato, perché a volte insomma l'esercito italiano diede prova di una certa disorganizzazione. Non in questo caso, perché in ogni punto in cui le truppe avrebbero dovuto attraversare l'Isonzo venne ammassato il doppio del materiale necessario per l'operazione, in modo tale da poter far fronte senza problemi a qualsiasi tipo di imprevisto. Ecco, quando scoppia la battaglia, alcuni ponti riescono ad essere gettati, alcune passerelle vengono gettate, non tutte però, non tutte, perché per esempio questo nel punto più a nord, dove gli alpini avrebbero dovuto attraversare l'Isonzo per poi giungere all'altopiano dei Lom, qui non fu possibile vincere la resistenza nemica e quindi non fu possibile attraversare il fiume, sicché quei contingenti di alpini dovettero ripiegare più a sud e attraversare il fiume, laddove invece altri loro commilitoni erano riusciti a farlo. E questo ovviamente mandò un po' cappello su tutte le furie, perché era lui che voleva prendere l'altopiano dei Lom, e nel corso della battaglia si rese conto che piano piano la direttrice degli scontri si stava spostando sempre più a sud, e cioè sull'altopiano della Bainsizza, perché lì erano riusciti ad attraversare il fiume gli italiani, non più a nord, e d'altronde dovete fare buon viso a cattivo gioco. Mentre le truppe più a sud, vi dicevo, riuscirono in alcuni punti ad attraversare il fiume, riuscirono a inerpicarsi sull'altopiano della Bainsizza e ad un certo punto misero in rotta gli austro-ungarici, e per alcuni giorni sembravano sul punto di sfondare gli italiani e quindi di mettere in rotta gli austriaci e poterli incalzare per molti chilometri. E ad un certo punto si perse però un po' di tempo, gli austriaci riuscirono, nonostante tutte le difficoltà, a ritirarsi in modo molto ordinato, ricevettero anche dei rinforzi e quindi riuscirono a allestire una nuova linea difensiva più o meno alla metà, più o meno qui, alla metà dell'altopiano della Bainsizza, per cui gli italiani giunsero sull'altopiano e ne occuparono circa la metà. E poche settimane dopo, a dire il vero, grazie all'intervento del generale Achille Papa, di cui torneremo a parlare, sull'altopiano gli italiani riuscirono a ottenere il controllo di altri chilometri di territorio, spingendosi fino al vallone di cui vi parlavo prima, che è questo qui. Per cui, tra l'altro, ottenendo il punto più orientale di tutto il fronte italiano durante la Grande Guerra. Quello sarà il punto più orientale a cui giunse l'esercito in tutta la Grande Guerra. Preso l'altopiano della Bainsizza, comunque tornando alla nostra battaglia, si cercò poi di, come da piano cadorniano, di prendere i monti San Gabriele e San Daniele, ma gli assalti fallirono. Gli austriaci si difesero, ripeto, con le unghie e con i denti, e riuscirono a tenere il controllo delle cime. Poche settimane dopo ci riprovarono gli Arditi, che è un corpo, come sappiamo, no, d'élite che era stato recentemente formato, e riuscirono a prendere la cima del Monte San Gabriele e si spinsero anche verso il Monte San Daniele, oltrepassando la Selletta, però poi vennero risospinti indietro da un contrattacco austriaco, e insomma alla fine, anche nelle settimane successive alla battaglia, il Monte San Gabriele rimaneva un presidio austro-ungarico. Per cui anche l'occupazione dell'altopiano di Tarnova, che era l'obiettivo finale a cui tendeva Cadorna, in ultima analisi fallisce. Vero è però che gli italiani riuscirono a prendere una parte dell'altopiano della Bainsizza, per cui non centrarono tutti gli obiettivi che si erano preposti, ma una parte. Per cui diciamo bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, ma tutto sommato questa battaglia venne salutata come una vittoria, perché non quanto aspettato, ma in qualche modo il fronte nemico era stato sfondato. Do qualche numero perché è sempre interessante capire anche a livello quantitativo in cosa consistette lo sforzo dell'esercito italiano e anche dell'esercito nemico. E in questa battaglia rappresentò il massimo sforzo dell'esercito italiano condotto fino a quel momento nella Prima Guerra Mondiale. Qualche numero. Gli italiani spararono circa 4 milioni di proiettili di artiglieria, 4 milioni, più 1,5 milioni di proiettili di bombarde, utilizzate soprattutto per attraversare l'Isonzo,
la bombarda è quel pezzo d'artiglieria che effettua un tiro molto arcuato e quindi era il pezzo ideale per poter far piazza pulita delle difese austriache sulla riva sinistra dell'Isonzo. Gli austriaci spararono 1.800.000 proiettili, sempre in questa battaglia, e utilizzarono così tanto i pezzi di artiglieria che avevano a disposizione fino ad abusarne, tanto che più di un terzo dei loro pezzi di artiglieria andò fuori uso a causa del logorio, dell'eccessivo logorio. E questo dice molto, no? Italiani fuori combattimento circa 140.000, quindi se sommiamo i morti, i feriti e gli scomparsi, gli italiani persero 140.000 uomini. Viceversa gli austriaci ne persero 85.000, sempre sommando morti, feriti e soldati scomparsi. Facendo la proporzione fra gli uomini schierati e gli uomini perduti, il computo risulta comunque sfavorevole agli austriaci. Per cui anche da questo punto di vista si può parlare, nonostante tutti i morti naturalmente, ma diciamo a livello strategico, di vittoria dell'esercito italiano. Ecco, la situazione che ne risultava, finita l'11ª battaglia, era questa. Vedete? Qui rivediamo il nostro fronte, quello che vi mostravo prima. Questo qui è l'altopiano della Bain-Sizza. Vedete che più o meno è diviso a metà. A sinistra gli italiani, a destra gli austro-ungarici, e tutti questi pallini gialli che vedete sono dei battaglioni e quindi sono tutti gli uomini ammassati dall'esercito italiano sul fronte austro-ungarico. Ora, gli austro-ungarici erano perfettamente consapevoli che non sarebbero stati in grado di reggere l'urto di un'ulteriore offensiva italiana. Se ci fosse stata una 12ª battaglia dell'Isonzo, gli austro-ungarici non sarebbero riusciti a difendersi, perché avevano pochi mezzi e molti uomini appunto non erano più in grado di combattere, erano schierati su posizioni non così facilmente difendibili, per cui si trattava di attaccare o soccombere. La 12ª battaglia dell'Isonzo poteva essere anche l'ultima per gli austro-ungarici e gli italiani avrebbero potuto aprirsi definitivamente la strada verso Trieste, ed è proprio per questo, anche a causa di questo, che gli austro-ungarici chiesero l'aiuto di quelle divisioni tedesche che vennero tolte dal fronte russo, come vi dicevo, e che giunsero in supporto degli alleati sul fronte carsico. E proprio con il sopraggiungere delle divisioni tedesche, nell'ottobre del 1917, il 24 ottobre 1917, si verificò, come noto, la famosa 12ª battaglia dell'Isonzo, dove però gli italiani non erano all'attacco, erano sulla difensiva. Quindi gli austro-ungarici hanno prevenuto gli italiani. Se avessero attaccato gli italiani, ripeto, prima dell'arrivo dei rinforzi tedeschi, forse sarebbero riusciti a sfondare. E invece gli italiani sono stati anticipati con la famosa disfatta di Caporetto, no? Con Caporetto crolla tutto e secondo le più ottimistiche previsioni tedesche austro-ungariche la penetrazione dei nemici avrebbe potuto spingersi fino al tagliamento, e in realtà sappiamo che gli austro-ungarici e i tedeschi giunsero fino al Piave, dove si consumò la prima battaglia del Piave, dove lì gli italiani riuscirono a fortificarsi, a difendersi e a respingere l'assalto nemico. E lì il fronte rimarrà stabile fino praticamente alla fine della prima guerra mondiale, no? Ci sarà una prima, una seconda e una terza battaglia del Piave. Con la terza battaglia del Piave poi gli austro-ungarici vengono respinti e verranno poi definitivamente sconfitti a Vittorio Veneto. Ecco, comunque quella di Caporetto, come noto, fu una disfatta tremenda, e sappiamo che Cadorna, in quel suo famoso bollettino del 28 ottobre, attribuì la colpa della catastrofe ai soldati, sostanzialmente, non scarica la responsabilità sugli uomini, denunciando la mancata resistenza di reparti della seconda armata, quindi proprio quella comandata da Capello. Hanno rinunciato a difendersi, vilmente ritiratisi senza combattere e ignominiosamente arresisi al nemico. Quindi era un atto d'accusa estremamente forte quello di Cadorna, no? Che incolpava la seconda armata e quindi di conseguenza coinvolgeva
anche il generale Capello. Infatti Capello, considerato uno dei massimi responsabili della disfatta, venne obbligato a dimettersi e venne collocato a riposo, sostanzialmente. Naturalmente il problema non era solo di Capello, a parte il fatto che poi lo stesso Cadorna verrà sollevato e al suo posto verrà nominato come capo di Stato Maggiore Armando Diaz, per cui anche Cadorna poi dovrà pagare il fio per la disfatta di Caporetto. Però il problema non era facilmente risolvibile con dei capri espiatori, c'erano tante cose che non andavano. I soldati erano stanchi, erano sfibrati, si dice, si racconta, ci sono delle testimonianze per cui i soldati non mettevano nemmeno più fuori la testa dalla trincea per mirare e sparare al nemico dopo aver mirato, ma mettevano fuori semplicemente il fucile e sparavano a caso, per dire, no? Segno emblematico ormai di un logorio morale, fisico, psicologico devastante, devastante. Ma anche gli ufficiali non furono all'altezza, moltissimi ufficiali furono sostituiti, a volte si sostituivano degli ufficiali morti, molte volte si sostituivano degli ufficiali considerati incompetenti, però venivano sostituiti con ufficiali giovanissimi che avevano fatto un corso più o meno improvvisato ufficiali e che senza nessuna esperienza venivano mandati al fronte a dirigere degli uomini, dei reparti. I reparti se ne accorgevano perché c'era un continuo turnover di comandanti e di ufficiali. Alcune unità videro sostituiti i propri comandanti addirittura 17 volte. Quindi voi potete immaginare che autorevolezza potevano avere in questo contesto gli ufficiali sulla truppa, no? Erano ufficiali che rimanevano 1, 2, 3 settimane, un mese, ma si dava loro poco credito, tanto sarebbero stati rimpiazzati come tutti gli altri e tanto se venivano rimpiazzati significava che non erano capaci, per cui ci si può fidare. Cioè, questo era un po' il clima che serpeggiava. Ecco, e senza tener conto poi che ovviamente c'era il problema dell'approvvigionamento, dei rifornimenti e di tutto quello che è annesso alla guerra e a quel fronte che non sempre venne fornito come si doveva. Il generale Capello venne messo a riposo e poi la guerra termina e sarà uno dei primi aderenti al fascismo. Partecipa alla marcia su Roma e poi però abbandona il PNF, il Partito Nazionale Fascista, quando nel 1923 il fascismo dichiarerà l'incompatibilità tra la militanza nel PNF e l'aderenza alla massoneria. Perché Capello era un affiliato massonico, aveva ottenuto i più alti gradi nelle logge massoniche e quindi dichiarò la propria appartenenza e decise quindi di sfilarsi dal Partito Nazionale Fascista. Nel 1925 sarà coinvolto nell'attentato a Mussolini, organizzato da Zaniboni, in cui sembra che Capello fosse colluso, e gli attentato naturalmente è fallito, e gli appiopperanno 30 anni di galera. 30 anni di galera, poi ne sconterà poco meno di 10. In galera comunque viene trattato abbastanza bene, anche perché Mussolini non fu mai del tutto persuaso che Capello fosse realmente coinvolto, anche se forse più sì che no. Mussolini non era del tutto convinto, quindi venne anche trattato bene, tutto sommato abbastanza. Poi per l'età avanzata, ripeto, dopo circa 10 anni, venne rilasciato e gli venne concesso di trascorrere gli ultimi anni della sua vita a casa e morirà nel 1941.